un'aggressione a un autista, a un conducente, a un controllore è un fatto gravissimo che però oggi si scontra con un vuoto normativo. Quindi cerchiamo di prendere esempio quel rafforzamento di tutele penali che già è avvenuto nei confronti del personale sanitario, penso al pieno Covid, oppure al personale scolastico, e facciamo altrettanto, perché oggi c'è necessità di accendere i riflettori proprio su questa situazione. Chiaro che la competenza non è regionale, è statale, ed è questo il motivo per cui noi presentiamo una proposta di legge che poi approderà nelle relative commissioni, verrà discussa, ci saranno delle audizioni e poi approderà in Parlamento, da cui abbiamo già ricevuto comunque dei timidi ma tutto sommato positivi ritorni, e questo credo che sia fondamentale. È un piccolo passo che avvia un percorso, naturalmente a braccia aperte attendiamo qualsiasi tipo di contributo, perché è un rafforzamento nei confronti della tutela in generale. Aggredire un marinaio significa aggredire e oltraggiare non solo per un fatto umano una persona, ma anche ledere la sicurezza in generale e la qualità del lavoro. È frutto di tanto lavoro in precedenza, perché è tanto tempo che parliamo con tutte le forze politiche, e ringrazio Fratelli d'Italia di aver fatto questa operazione per il Veneto, perché ricordiamoci, ACTV è un'azienda grande e ha un trasporto sia d'acqua, di terra, al tram eccetera, però ci sono tantissime altre realtà in Veneto che hanno gli stessi nostri problemi. Quindi noi dobbiamo lavorare per la sicurezza sicuramente del personale, e stiamo già lavorando inserendo le telecamere all'interno di tutti i mezzi, sia acqui che di trasporto pubblico in TPL, sia per quanto riguarda le cabine che sono state rinforzate. Però noi dobbiamo pensare che non possiamo bloccare i nostri lavoratori all'interno di una cassaforte e sono tranquilli, e poi l'utenza rimane in balia di altre persone. Quindi il lavoro è in questa fase per migliorare l'attività per i nostri lavoratori, ma poi dovremmo anche pensare a come riuscire a gestire al meglio l'utenza. È chiaro che se un lavoratore tranquillo, sistemato, può dare l'allarme, può parlare con la centrale operativa e possiamo intervenire immediatamente con dei protocolli che abbiamo con le forze dell'ordine in maniera tempestiva, e poi quindi anche, come dice la norma, in flagranza di reato o dopo riuscire a bloccare le persone e fare l'attività di controllo che i nostri lavoratori meritano, perché fanno un servizio all'interno della città di Venezia, che l'azienda è il cuore pulsante della città, e noi dobbiamo assolutamente far sì che le persone lavorino con dignità ma anche con tranquillità.